We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Eccoci qui ritornati nel nostro caffè televisivo affacciato su Prato della Valle a Padova. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, buon venerdì 26 ottobre. Vi presento allora subito i nostri ospiti che oggi ci faranno compagnia con un tema veramente importante che ci riguarda tutti. Il dottor Antonio Pagnan, ordinario di medicina interna dell'ospedale di Padova, grazie di essere con noi. Dell'Università di Padova, grazie di essere qui. E Paolo Cavazzana, consigliere delegato per Città Sane e vicepresidente del Consiglio Comunale di Padova. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, oggi parliamo dunque di alimentazione. Questo è il tema di questa prima parte della puntata di Chiacchiere e Caffè, perché sta per partire un progetto, si chiama Padova Salute SOS Sovrappeso e si tratta appunto di una iniziativa a cui prende parte sia il Comune ma anche altre istituzioni padovane, dall'università piuttosto che l'azienda ospedaliera, ovviamente, sì. Quindi ci sono anche l'ordine dei medici in futuro, quindi c'è proprio un progetto allargato. Assolutamente sì. Benissimo. Allora, adesso spiegheremo esattamente in che cosa consiste il progetto, però la mia prima domanda è questa. Ce n'è bisogno di un progetto, cioè siamo veramente in SOS per quanto riguarda il peso, il nostro peso? Sì, si può dire che il sovrappeso e l'obesità rappresentano una vera emergenza sanitaria di carattere epidemico mondiale, perché volendo diciamo esplicitare in numeri, sì. Il sovrappeso incide attorno al 35% della popolazione, in alcune zone del sud Italia per esempio supera anche, arriva fino al 40%, mentre l'obesità si attesta in maniera omogenea, per esempio intorno tra il 9 e l'11%. Quindi veramente tantissimo, questo significa che quasi una persona su due è sovrappeso, almeno diciamo circa una persona è sovrappeso, ecco, nelle regioni meridionali, sì. E una su 10 è addirittura obesa. È addirittura obesa. Cosa vuol dire obesa? Come si valuta? Allora, c'è una formuletta molto semplice che ci permette di calcolare l'indice di massa corporea, che viene ricavato dal peso in chilogrammi diviso i metri quadri della superficie corporea. E così vengono fuori questi numeri un po' magici che danno un normopeso per l'uomo fino a 25, per la donna fino a 23 e un sovrappeso fino a 30 per l'uomo, 27-28 per la donna e sopra il 30% c'è l'obesità, quindi tra 25 e 30% il sovrappeso, basso, medio, alto a seconda che ci sia vicino. Sotto il 25 per l'uomo c'è il normopeso e quindi in questa fascia di 25-30 stanno i più di 25, meno di 30. Più di 30 obesità. Obesità. Ecco. Quindi è un indice semplice, basta misurare peso e altezza con una formuletta, sappiamo in quale categoria rientriamo. Ecco, il problema è che in questa categoria purtroppo rientrano sempre di più anche i bambini, anche i più piccoli, e questo forse è il vero rischio, perché appunto è difficile poi, ma ce lo spiegherà lei se è possibile. Assolutamente sì, bisogna cominciare dalle prime età della vita, è per questo che la scuola elementare primaria rappresenta il terreno ideale per interventi sulle abitudini dietetiche e anche sugli stili di vita, perché si può sempre sperare che nei bambini con una buona spinta educativa sia possibile consolidare delle abitudini di vita sana che poi verranno mantenute per tutta la vita. Per la popolazione adulta questo è più difficile, ma insomma trovo cambiare abitudini. E un altro aspetto è la valutazione, sì, certo, di questo parametro di obesità, sovrappeso nei bambini, ma anche nei loro familiari. Ecco, perché concetto è vero che i genitori... Esatto. Sì, non è infrequente che bambini sovrappeso siano figli di genitori, magari o uno o due,
o tutti e due che sono in sovrappeso. Quindi l'approccio è proprio familiare, perché così crediamo che la presa sia maggiore. E qui allora entra proprio in gioco il progetto SOS Sovrappeso. Che è Cosa farete? che è un progetto che io ho voluto presentare al Comune di Padova, forte della mia esperienza di studi universitari. Mi sono molto interessato di epidemiologia, clinica, diagnosi delle malattie cardiovascolari su base arteriosclerotica, e ho voluto appunto mettere a disposizione questa esperienza mia come servizio per la società civile, Certo. per la cittadinanza. La premessa teorica, scientifica, è quella che se si mangia di più, cioè si introducono più calorie, si ingrassa, quindi sovrappeso. Ma non solo si ingrassa nel senso di aumento di peso, ma a questo segue anche l'aumento di alcuni indici che vengono detti fattori di rischio dell'aterosclerosi, che sono innanzitutto la glicemia. Sappiamo quanto spesso gli obesi diventino diabetici, e anche ovviamente i soggetti in sovrappeso. Quindi aumenta la glicemia, aumenta il colesterolo, perché se si mangia di più si mangia più anche di prodotti che fanno grassi, eccetera. E poi aumentano i trigliceridi, perché magari si insiste con gli zuccheri, anch'essi fanno aumentare i trigliceridi oltre che la glicemia, e poi con l'alcol, eccetera. Quindi in sostanza si peggiora il profilo cosiddetto di rischio cardiovascolare, nel senso che questi soggetti saranno più esposti nel tempo ad ammalare di una delle complicanze classiche dell'aterosclerosi, che sono, sappiamo bene, per quanto riguarda il cuore, l'infarto e la cardiopatia ischemica, l'apparato cerebrovascolare, l'ictus, l'emorragia, eccetera, e non solo però queste malattie, il diabete per esempio, che è una malattia veramente a diffusione sempre più ampia, l'ipertensione arteriosa, e così via, e anche le malattie broncopolmonari, nel senso che nei soggetti obesi, con la complicità del fumo, che conta molti, di sigaretta, vanno incontro più facilmente a episodi di broncopneumopatia cronica, anche quelli invalidanti, perché le malattie respiratorie certo incidono molto sulla morbilità e sulla mortalità. Beh, quindi non si tratta assolutamente solo di una questione puramente estetica, chiariamolo, è un pericolo proprio legato alla salute. Certamente, e questo dimostra come la stragrande maggioranza delle malattie che portano a morte o che determinano malattia sono malattie che sono dovute molto molto spesso più ai fattori ambientali, alimentazione, sedentarietà, fumo di sigarette, eccetera, che non ai fattori genetici. Ah, ecco, quindi insomma non abbiamo scusanti, non abbiamo giustificazioni. No. Il nostro assetto genetico in qualche caso sì, per alcune forme di obesità, eccetera, ma nella grande maggioranza, insomma, si ingrassa perché si mangia di più, si vive in società affluenti. In tempo di guerra gli infarti erano molto di meno, la gente mangiava poco e non ingrassava, eppure lo stress era enorme. Questo così tanto per estremizzare. Infatti dicevamo poco fa che la crisi forse può aiutare in qualche modo a diminuire. Diciamo cogliere l'occasione però in realtà non è proprio così. Non è proprio così, anzi ne approfitto in questo momento per rivolgermi ai telespettatori. Se avete delle domande da rivolgere al professore, cogliamo l'occasione, è qui e potrà anche rispondere. Il numero da fare, siamo in diretta, allo 049 8481 998. Dicevamo, perché non è solo la quantità, giusto? È anche la qualità. È anche la qualità. Ma mentre la qualità e la quantità si possono correggere nelle prime età della vita se si sa operare correttamente, negli adulti si può giocare un po' più sulla quantità, e allora il consiglio è: riduci rispetto a quello che mangi di una certa quantità a tuo piacere. Non dobbiamo mai dimenticare che non si possono imporre queste cose. Se bevi, bevi un pochino di meno, se fumi, fumi un po' di meno, se non ti muovi, muoviti un pochino, e in questo modo, perché bisogna realizzare che anche la perdita di qualche chilo di peso, che sembrerebbe insignificante, anche fosse 4-5 kg all'anno, riduce il rischio cardiovascolare. Che cosa significa? Riduce il rischio che compaiano in età ancora giovani malattie gravi e magari di grave intensità, mentre invece controllando il rischio cardiovascolare ci si dovrebbe ammalare, diciamo, più tardi, e comunque l'intensità della malattia è ridotta. Ma soprattutto la gran cosa è che questo successo del perdere di peso
lo si ottiene senza farmaci. È un atto di buona Ecco, volontà. perché vanno molto di moda invece, lo so. per esempio appunto, non soltanto certe diete che ogni anno hanno un Lo so, lo so. exploit e quindi Durano lo sembrano spazio, veramente miracolose. durano lo spazio di un mattino. Non Non ci non illudiamo, esiste la no. dieta ideale No, che risolve perché tutti i diete problemi. severe, eccetera, che sono anche pericolose per la salute, una volta smesse, e spesso c'è un grande fallimento perché sono troppo restrittive per cui non vengono sopportate, dopodiché creano un ingrassamento successivo che è particolarmente pericoloso per il soggetto. Quindi diffidare. Quindi non ci sono segreti, c'è un atto di buona volontà, ridurre un pochino tutto rispetto a quello che si fa. Basta, non ci sono altre... Anche perché forse il nostro organismo appunto non richiederebbe così tanto, no? Come forse Certamente a volte no. è anche una questione psicologica, si mangia per esempio per compensare qualcosa, è così? È un po' quello anche che si diceva e che spiegava perché nelle popolazioni a minor introito di reddito, per esempio nel sud Italia, Sì. questo indice di sovrappeso è più alto che nelle popolazioni del nord. Perché nel nord c'è una coscienza del proprio stato di salute forse un po' più avanzata, Sì. mentre al sud l'appagamento del cibo rappresenta un'esigenza elementare. Gli togliamo anche il cibo, cioè, voglio dire, in questo e quindi senso. questo sì, fa pensare e spiega perché al sud effettivamente la percentuale di persone in sovrappeso è superiore. Anche tra i bambini? Anche tra i bambini. E in Veneto invece rispetto alle altre In regioni Veneto, siamo guardi, abbastanza educati oppure... siamo abbastanza educati, comunque la percentuale di sovrappeso da dati proprio della nostra università, Sì. del professor Retto, il sovrappeso 35,6%, parlo di adulti qui, Sì. e del 9-10% dell'università. Siamo abbastanza in linea con altre regioni italiane, meglio di alcune regioni meridionali, ecco, diciamo così. Comunque anche noi dobbiamo migliorare. Certamente. Allora, il consigliere delegato per Città Sane, che cos'è Città Sane? Città Sane è un progetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è nato nella seconda metà degli anni 80 e è un progetto che ha come obiettivo, un obiettivo in apparenza molto semplice, la promozione della salute. In realtà già con l'illustrazione del progetto SOS Sovrappeso da parte del professor Pagnan abbiamo visto che non è poi così semplice promuovere la salute. Qual è stata l'intuizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità? Di territorializzare le problematiche della salute, quindi di concentrarle sui vari comuni. Sparsi un po' in tutto il mondo peraltro, perché è un progetto che è mondiale. Città Sane quindi anche in Italia è presente in circa 70-80 comuni, Padova è una delle 8 città progetto europee, nel senso che dialoghiamo direttamente con altri comuni d'Europa per la realizzazione di programmi per la salute. Noi a Padova, ovviamente anche compatibilmente con le risorse che abbiamo, cerchiamo comunque di comunicare questo messaggio di salute, cerchiamo di farlo anche in maniera abbastanza frequente e quindi quando ci vengono proposti progetti come questo del professor Pagnan noi siamo contentissimi e cerchiamo, ripeto, compatibilmente con le risorse che abbiamo, di sostenerlo e di appoggiarlo. Ci muoviamo sostanzialmente su 2 direttive, una divulgativa, nel senso che mettiamo in atto una serie di convegni, incontri pubblici per, attraverso gli esperti delle varie materie, informare in maniera più dettagliata e più semplice possibile i nostri concittadini rispetto alle varie tematiche che riguardano la salute. Ricordo circa un mese e mezzo fa, alla fine di settembre, abbiamo fatto un convegno, tra l'altro anche molto partecipato, sulle malattie cardiovascolari, perché il 30 di settembre, lo ricordo, è la giornata mondiale del malato cardiovascolare e un po' tutti i comuni che aderiscono a Città Sane hanno fatto propria questa materia, questa attenzione per parlare e per contattare i cittadini in questo senso. L'altra parte invece è pratica. Noi come Città Sane siamo partiti da un annetto e mezzo, scendiamo proprio in campo con i nostri concittadini. Abbiamo ideato un format, un progetto che si chiama 2 passi per la vita e che consiste nel camminare un'oretta e mezza, tutti i lunedì pomeriggio alle 18, lancio anche un appello perché è praticamente tutto gratuito, non c'è nessuna spesa da fare, lungo uno degli argini cittadini. Riscoprendo anche la bellezza del paesaggio. Assolutamente perché... sì. Aggiungo che l'anno scorso, con la collaborazione dell'assessorato all'edilizia monumentale, queste passeggiate le abbiamo fatte, dove era possibile,
lungo le mura cittadine, quindi è evidente che si è anche realizzato un aumento, un arricchimento in termini di cultura Anche dei i nostri consiglieri concittadini. partecipano? Ci sono, sì, qualche consigliere è venuto anche, sì, sì. Diciamo che io personalmente cerco di fare il possibile per esserci quando non abbiamo consiglio comunale o altri tipi di impegni. Tutti i lunedì, ripeto, c'è il calendario, poi chi vuole in Padovanet può vedere luogo e data di ritrovo. E in quell'occasione c'è un istruttore, questa è una parte che ci tengo molto a sottolineare, di Nordic Walking. Questa è una disciplina, il Nordic Walking, la camminata con i bastoncini, Ah tanto sì, per capirci, sì. che sta prendendo molto piede nel nostro Cioè paese. camminata nelle nostre città, È in la pianura con... camminata nordica. Nordica, no? La camminata Esatto, nordica. sì, Praticamente è uno sci da fondo diventato cittadino, ecco, sì. mettiamola così. È chiaro che camminare sull'asfalto diventa un po' impegnativo, ma lungo gli argini cittadini che sono sterrati si può fare benissimo. Il movimento della camminata nordica non è più solo il movimento che interessa il 50% della parte inferiore del nostro corpo, perché si Si cammina mette e tutto in basta, moto. ma si mette tutto in moto, infatti, sì. Diciamo che la muscolatura che si muove con una camminata di Nordic Walking è intorno all'85-90%, perché le braccia, le spalle, tutta la parte del tronco superiore si beneficiano appunto di questo E non movimento. richiede, diciamo, grandi sforzi, Non perché richiede semplicemente... grandi sforzi, non richiede grandi spese, perché quando si è fatto un corso di 2-3 ore si riesce a padroneggiare la materia, perché insomma basta sapere usare un attimo i bastoncini e imparare un po' la tecnica, ed è estremamente salutare. Ripeto, è un po' l'antitesi del prepararsi, andare in palestra, fare tutto Che spesso l'allenamento poi toglie che poi qualsiasi toglie, motivazione, esatto, no? e invece noi in questo caso nella natura, in mezzo alla natura, tutti insieme, perché peraltro è un fattore di importante socializzazione, perché noi abbiamo visto che quelle 30, 40, 50 persone che vengono a camminare all'inizio non si conoscevano e poi si conoscono, perché quando cammini, a differenza della corsa, poi anche camminando puoi anche scambiare due chiacchiere Certo. col Sì, vicino è una forma di C'è il ed è una socializzazione. bella sicuramente. forma di socializzazione. Quindi noi stiamo vedendo solo lati positivi rispetto a questa iniziativa. Poi l'abbiamo tradotta anche, se posso anche, noi collaboriamo ovviamente come Città Sane, quindi come salute della città, collaboriamo con l'azienda ospedaliera, con Certo. l'OSL e con lo IOV. Abbiamo fatto anche i 2 passi per lo IOV. Poco, peraltro siamo partiti da poco, l'abbiamo cominciato, adesso Lo il IOV, lo progetto ricordiamo, l'Istituto Oncologico del Oncologico Veneto. Veneto, esatto. Lo IOV ha uno stupendo parco all'interno della struttura e lì, con la collaborazione appunto dei dirigenti dello IOV, abbiamo fatto un po' di Nordic walking con le donne mastectomizzate, che hanno trovato un grandissimo beneficio anche da questa Un disciplina. grande sollievo. Quindi voglio dire, divulgazione sì, noi comunichiamo quelle che sono le tematiche della salute, le condividiamo con i nostri cittadini, ma scendiamo anche in campo, anche personalmente, come capita Ecco, abbastanza per dare il spesso. buon esempio. Allora, noi dobbiamo chiudere tra pochissimo, però volevo rivolgere un'ultima domanda al Sì. professore chiedendogli proprio dei suggerimenti pratici per una Sì, vita allora sana. suggerimenti pratici, non c'è niente di straordinario, niente di segreto, di misterioso, semplicemente, ripeto, negli adulti ridurre la quantità di cibo Però giornaliero. mangiare tutto? Sì, direi negli adulti sì, non facciamo un discorso di qualità, lo facciamo nei bambini perché li possiamo educare, ma negli adulti intanto ci accontenteremo che riducessero l'introito calorico, perché comunque i fattori di rischio un pochino si abbassano, la glicemia, Certo. eccetera. Poi la limitazione dell'alcol, delle bevande zuccherate e un po' di attività fisica. Quanto? Dunque, l'attività fisica, appunto, dicevano, basterebbe, guardi, 40 minuti per 3-4 giorni alla settimana. Ci sono vari schemi, ma camminare ogni giorno, ma non passeggiare, camminare, cioè voglio dire con un passo che sia abbastanza Sostenuto. spedito. E beh, certo, il passeggiare non è così. Volevo però io dare forse qualche altra informazione Sì, prego. diciamo, sull'organizzazione dello studio, perché abbiamo detto interveniamo sulle scuole primarie, elementare, quarta Sì. e quinta, bambini di 9-10 anni e i loro genitori, e l'obiettivo è valutare la prevalenza di sovrappeso e di obesità e poi intervenire con misure
educative, eccetera, in modo che i bambini cominciano a mangiare bene, sperando che portino le buone abitudini anche a in casa, famiglia. no? Anche in Perché famiglia. spesso c'è anche la Ecco. possibilità di generare qualche conflitto fra insegnanti e genitori. Sarà così, Ecco. sarà così, prepariamoci agli scontri. Naturalmente, quando avremo l'identikit di quanti bambini sono in sovrappeso, no? Effettivamente. Allora comincia la fase più medica. Voglio dire, i bambini in sovrappeso possono essere presi in cura dai pediatri del territorio, dai medici e gli adulti dai medici di medicina generale, mentre gli obesi saranno avviati con facilitazioni di percorso e di spesa a centri padovani universitari che si occupano molto bene di obesità. Benissimo. Poi c'è la fase invece della possibilità, se avremo fondi, di estendere anche alla popolazione in generale, ma è un progetto molto lungo, e quindi gli adulti, per vedere se riusciamo anche lì io credo che se il meccanismo comincia poi si autoalimenta, Infatti. cioè pian piano nasce, come spesso accade, un po' di competizione Certo. positiva, no? Esatto, e quindi la nell'ottenere il consapevolezza risultato. di Se venire. posso aggiungere Sì. l'ultima cosa, ci interessano talmente tanto i nostri giovani concittadini che volevo così informare anche i nostri telespettatori che sabato 17 novembre Bravo. Città Sane ha organizzato, con la collaborazione del Dipartimento di Pediatria dell'azienda ospedaliera dell'università, un convegno Nutrizione è Salute. Anche qui viene toccato, anzi viene affrontato il tema dell'obesità infantile e lo facciamo anche in concomitanza alla giornata mondiale dei diritti del fanciullo che cade il 20 di novembre. Benissimo. Questa è un'iniziativa che peraltro è supportata da una mozione che presenterò lunedì in Consiglio Comunale, quindi acquista anche carattere istituzionale a rafforzamento del valore che diamo a questo nostro progetto. Il 17 novembre allora io ringrazio moltissimo il professore. Non c'è più proprio tempo per nulla, 2 solo secondi? dire che il gendarme è la bilancia, perché Ecco. la bilancia ci dice con durezza, con certezza, se i nostri comportamenti sono virtuosi, e siccome ognuno ce l'ha la bilancia in casa, non giudice. ci sono scuse. Grazie mille ad Antonio Grazie a Pagnai e a lei. Paolo Cavazzana per Grazie essere a lei. stati con noi. Vi invito già fin d'ora in una delle nostre prossime puntate per raccontarci come andrà poi questo progetto. Bene, il follow-up del progetto, Fare il certo, bilancio, sarà un primo nostro bilancio. interesse e cura anche Molto fare volentieri, questo. grazie. Grazie mille. Grazie a Noi tutti. ci fermiamo per qualche minuto, ma state con noi che Chiacchiere Caffè continua. E ritorniamo allora nel nostro caffè televisivo per voltare decisamente pagina, perché dalla nostra bella chiacchierata sull'alimentazione noi adesso parleremo e torneremo a parlare, perché già è stato un argomento che abbiamo affrontato qui in Chiacchiere Caffè, di internet, ma lo facciamo perché oggi veramente e questa sera in particolare ci sarà un evento molto molto speciale. Allora intanto vi presento il nostro ospite Andrea Bosso, direttore di Domino, grazie di essere qui intanto, ben trovato. Grazie a voi. E Fabio Poles, che alcuni di voi sicuramente conoscono e ricordano, segretario dell'Istituto Generale Marcianum di Venezia, che su internet ha puntato. Grazie Fabio di essere venuto qui Grazie, buongiorno. oggi per raccontarci appunto che cos'è oggi appunto internet, perché insomma è uno strumento che è nato ormai e che si è diffuso a partire dalla metà degli anni 90 e che ci ha cambiato parecchio le vite. Io partirei però dall'evento che si terrà questa sera proprio a Venezia, in una sede bellissima e prestigiosa della città lagunare alle 18:30, ed è una serata intitolata Internet ha vinto. Di cosa si tratta? Sì, si tratta fondamentalmente di riuscire a capire qual è stato il cambiamento che si è svolto molto recentemente, direi nell'ultimo anno, forse gli ultimi paio d'anni, in cui le persone hanno incominciato a utilizzare internet in maniera molto diversa. Questo ha portato a un allargamento delle persone che utilizzano internet, quindi non è più dedicato semplicemente a ragazzi giovani che magari da casa si collegano al computer, ma grazie ai cellulari fondamentalmente e ai tablet, l'iPad per esempio, si è allargato a persone che magari non hanno computer o non hanno un'email, però utilizzano questi strumenti, il telefonino piuttosto che l'iPad, per fare delle cose che a loro sono vicine, a loro interessano. Magari anche semplicemente guardare le previsioni del tempo, piuttosto che il ristorante, piuttosto che cercare delle informazioni molto locali. Tanto per darvi un'idea, una ricerca su 4 in questo momento è locale.
Per locale intendo io cerco un ristorante vicino a casa mia, la farmacia aperta di domenica. Questo significa che l'utilizzo di internet non è più per fare cose lontane. Mi interessa andare a cercare gli articoli della BBC, il vecchio Fare una film in ricerca lingua originale. d'archivio, insomma qualcosa di molto specifico. Lo uso proprio Lo uso per fare per... cose che mi servono, per fare cose fisiche che poi farò tra pochissimo. E questo secondo noi è il passaggio, come dire, sottopelle, che comincia a diventare una cosa che è dentro di noi. Ed è un passaggio anche generazionale, cioè mentre prima i giovani magari insomma, erano i fruitori principali, ecco, del digitale, adesso cominciano anche le persone di una certa età, magari chi invece proprio avrebbero bisogno appunto di aiuti e servizi in più, a usare questo tipo di cellulare o di Sì, tablet. sì, la cosa che ha facilitato molto sono proprio gli ultimi cellulari, quelli che sapete si muovono con le dita così quando incomincio. No, io sono assolutamente démodé, io sono... Mi dovete raccontare tutto delle nuove tecnologie. No, quando incominci a utilizzare uno di questi cellulari, incominci che ma com'è che non è sempre stato così? Perché questo qui è E molto lì più allora facile. il cambiamento vuol dire che veramente Sì. è stato grande. Io stasera parlerò anche di mia suocera, Mm. che è una persona che ha oltre 70 anni, non ha facilità con la tecnologia, le era stato tolto l'abbonamento del telefono perché non lo usava, quando poi ha fatto un nuovo abbonamento, l'hanno regalato di default uno di questi telefoni qui, incomincia a guardare il tempo, incomincia a guardare le mappe e si è scaricato Solitario, che sono bene o male le cose che le interessano, non è che fa cose fantastiche, Certo. però quello che sono i suoi interessi lì li ha ritrovati. E poi in più ovviamente adesso tutte le pubbliche amministrazioni si stanno avvicinando verso i cittadini che possono essere giovani e non giovani con informazioni che sono anche disponibili online, che qualche volta fai direttamente sul tuo telefono, quindi senza andare a fare la coda, o anche semplicemente sapere a che ora è aperto un ufficio. Ecco, tra un po' magari parleremo anche di come è cambiata la nostra vita grazie ad alcuni strumenti internet come i social forum che effettivamente hanno insomma, un'importanza, no? Soprattutto per, questo sì, i giovani. E se le loro conseguenze sono sempre positive ecco, per la vita delle persone oppure no. Però questa sera voi avete scelto intanto per presentare questo progetto che è un progetto di in qualche modo acquisizione di un'azienda veneziana, perché Domino, lo ricordo, è una società piemontese, torinese, Torino. giusto? Di Torino, però vi siete interessati a una società che invece aveva sede proprio a Venezia Sì. e in qualche modo questa sera viene presentata appunto questa... Sì, ma è stata una cosa che è capitata come tutto, come tutte le cose che vanno bene, a metà fra un'opportunità che c'era, perché riteniamo che il territorio del nord-est sia estremamente interessante, ma vada comunque presidiato, devi essere fisicamente qui, comunque ci sono diverse ore di treno, di aereo, Certo. o di macchina. Quindi da una parte una volontà di essere qui, dall'altra invece aver conosciuto questi ragazzi di Faber, Marco Bonele, tutti quelli che sono adesso in via Santa Chiara a Venezia, che ci sono piaciuti, erano come noi. A noi interessava avere un contatto diretto e quindi è andato bene, ha funzionato la cosa e ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti e la cosa poi è andata avanti e siamo arrivati fino a stasera. Adesso siamo con 2 aziende che si sono unite, siamo 65 persone e stiamo lavorando per i marchi più interessanti che ci Adesso sono in magari, Italia. esatto, ci racconterà che cosa fate esattamente, Sì. anche se è un lavoro immagino complicato, Sì, no? sì. Allora Fabio, il Marcianum in realtà insomma, c'entra con internet perché voi avete puntato anche su un certo tipo di progetto di educazione in qualche modo online. Farei un'introduzione un po' meno alta in Sì. effetti a questa cosa, perché il modo con cui ci siamo approcciati, almeno per l'area che in questo momento qui vorrei rappresentare, che è quella del nostro master in gestione etica d'azienda, è stato in realtà un grido di aiuto. Che cosa è successo? È successo che
da un anno per l'altro le modalità di contatto con le persone potenzialmente interessate a questo master, che non sono ragazzi in realtà, sono persone che hanno tra i 30 e i 45 anni solitamente, sono drasticamente cambiate. Prima facevamo molte cose legate alla carta stampata, quindi ai giornali, facevamo una bella attenzione al nostro sito e così via. Improvvisamente per quest'anno tutti questi strumenti non hanno più funzionato e incredibilmente quello che ha funzionato è stata una paginetta Facebook gestita direi quasi in scala o comunque a tempo perso da 3 giovanotti che sono in fondazione da noi e che alla fine è stato il veicolo più importante di contatto con i nostri potenziali allievi. La cosa a me ha fatto molto pensare perché io ero abbastanza distante prima di questa esperienza da questo mondo, ho alzato la mano, ho chiesto proprio aiuto ai signori di Faber che prima Andrea citava e mi hanno cominciato a spiegare un po' le cose. Non è che abbiamo fatto dei salti da gigante su questo tipo di situazione, sicuramente io sì, perché sono diventato un utilizzatore dei social negli ultimi mesi, però stiamo cominciando a capire che il Quali vecchio... sono i vantaggi secondo te e magari se ci sono anche gli svantaggi? Beh, Visto che sei proprio novello. allora, a me vengono più facili gli svantaggi perché vedo che è un modo di comunicare che non mi appartiene fino in fondo. Io quando comunico con le persone sto attento anche a come muovono le mani, come sto facendo io adesso, come mettono il volto, queste cose qui. Quindi quando tu comunichi velocemente con questo tipo di strumenti, in realtà tutte queste cose non le vedi, ti No, ci perdi. sono le faccine più o meno Però dicono quello che sorridenti e dicono. arrabbiate. Vedo nei miei figli, soprattutto mia figlia che ha 13 anni, che ha un iPhone che si è voluta comprare mettendo via per un anno i risparmi perché noi volevamo scoraggiarla a questa cosa, cioè questo è come fosse una parte di lei. Vedo che comunque i ragazzi con quelle cose riescono a comunicare e a stare in relazione tra di loro. Anzi, un inciso divertente, noi la mattina prendiamo il vaporetto per andare in punta alla salute nel bacino di San Marco e mi colpiscono sempre queste ragazzine che sono tutte sul ponte del vaporetto, tutti in circolo una con l'altra, hanno in mano tutti i loro aggeggini e parlano e direi chattano mentre lo fanno, insomma, stanno parlando fisicamente con questa, stanno chattando con l'altra, quindi è una cosa molto naturale che a me manda un po' in difficoltà. Ecco, dicevo... Si chiama multitasking, no? Ecco, vantaggi e svantaggi. Io tendo a vedere gli svantaggi, vedo anche i vantaggi, per loro è naturale. Poi la cosa importante è che riesci a interagire con le persone nel momento esatto in cui queste persone vogliono interagire con te. Se sei attento, accorto e pronto a captare il segnale, non hai tempi di attesa e quindi riesci a dare risposte in tempo reale. Forse era questo anche un po' il concetto che veniva spesso prima, che non c'è più differenza tra l'online e l'offline. Ecco, tutto è subito quindi. Tutto è subito, è un pro Il un che contro, può chi lo anche sa. darci un'illusione, a volte, no? Sì, sì, sì. Ma questo io tendo a considerare internet per quello che è semplicemente uno strumento. Per cui è l'utilizzo che ne facciamo noi. Che poi Però può essere anche un'attività insomma, che rappresenta una grande possibilità per il mercato e per l'economia. Questa sera a Punta della Dogana, intanto perché Punta della Dogana? Un posto bellissimo e c'è una mostra anche proprio da vedere, no? Il posto è bellissimo, il posto da vedere perché crediamo che l'occasione sia importante, ma l'ho detto in un certo modo, nel senso che possiamo dire le stesse cose assieme al bar, ma dette lì hanno un altro peso, un'altra cosa. Decisamente. Quello che siamo lì a dire fondamentalmente a un gruppo di aziende che sono qui del nord-est, guardate, questa cosa che Internet ha vinto è importante, vi tocca perché abbiamo un'opportunità noi come aziende italiane di fare un altro passo avanti. Gli italiani hanno fatto un grande passo avanti più o meno negli anni 50-60 quando sono passati da artigiani a marchi, ad aziende, da costruttori di scarpe a quelli che disegnavano le scarpe, certo. E soprattutto vestiti, in Veneto ne abbiamo degli esempi clamorosi. Vestiti, cucine, mobili. Abbiamo fatto questo passo lì. Adesso c'è il secondo passo, per cui il lavoro che è stato fatto va bene o male o rifatto o meglio ottimizzato, perché se tu non riesci a essere presente bene online, il lavoro che hai fatto non vale più tanto, perché adesso se io non trovo una coerenza con quello che mi aspetto online, trovo un brutto sito, una pagina non curata, mando delle domande e non mi viene risposto,
questo lavoro poi non viene più considerato. Questo danneggia profondamente. Certo. Le persone si fanno un'idea delle aziende online, su quello che valgono online ormai. Questa sera alla presentazione di questo evento appunto a Punta della Dogana ci sarà il presidente della Confindustria di Venezia, ma ci saranno anche dei manager per esempio del gruppo Fiat, perché è uno dei vostri clienti, giusto? Sì. Ma in pratica che cos'è il vostro lavoro? Appunto, so che è difficile raccontare. Allora, è in poche difficile, parole, lo però... dico in parole molto semplici. Sì. Noi ci occupiamo di fare in modo che le persone che cercano informazioni su un prodotto le ottengano quando e come vogliono. Punto. Okay. In particolare nel gruppo Fiat ci occupiamo di fare in modo che ricevano le informazioni che stanno cercando, ad esempio su un'auto, nella maniera migliore. Quindi sia con un sito internet, in questo caso, oppure, e nel caso di stasera che abbiamo portato Flavio Castelli, che è il direttore marketing di Fiat Professional, quindi quelli che fanno i camioncini, di fornire degli strumenti invece di vendita che servono al concessionario. Quindi di nuovo una cosa un po' particolare, io sono in un concessionario e non mi aspetto che quello dall'altra parte mi faccia vedere un computer, ma questo serve per fare in modo che quando io ti presento un preventivo non te lo scrivo su un pezzo di carta e tu ti porti a casa solo i soldi, ma ti porti a casa un mini sito, cioè una pagina fatta apposta per te che dice guarda, oggi abbiamo parlato di questo, 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 che sono per te importanti e questo è il prezzo, in maniera tale da farti ricordare una serie di cose che per te sono utili, perché quando andrai a casa a parlare della macchina con tua moglie piuttosto che del camioncino con il tuo socio, con l'altro fioraio, dire guarda mi hanno spiegato questo, 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 per me questo acquisto è importante perché ha molto spazio e consuma poco. Certo. E questo tipo di informazioni, ed è il motivo per cui facciamo un po' la conferenza, arriva sempre sul digitale, non importa dove parte, magari parte da una chiacchierata che ci facciamo al bar, una macchina che vediamo Però parcheggiata finisce fuori, lì. però finisce lì. Voi avete avuto da subito clienti importanti, anche pagine gialle per esempio, no? Sì, la fattura numero 1 e 2 sono Seat Pagine Gialle e Sparco, che è un'azienda vicino a Torino che fa tute e caschi da Formula 1. Ecco, E questi siamo stati clienti fortunati. storici, però ne avete anche... Siamo molto fieri del fatto che sono tuttora clienti. Sono sì, passati certo. un sacco di anni, dal 96 al 2012, però sono tuttora nostri clienti. Poi nel frattempo se ne sono aggiunti un sacco, da cui appunto gli ultimi 2 anni l'intero gruppo Fiat, di cui siamo veramente fierissimi. Orgogliosi. E Andrea, qual è lo sviluppo che voi immaginate per Domino, per Faber, insomma per aziende come le vostre, qui in particolare anche nel Veneto? E ci sarà posto per i giovani? Sì, gli sviluppi sono tanti perché le aziende italiane, non solo quelle venete, in particolare il Veneto, devono ancora fare molto di questo passaggio, quindi devono un po' riuscire a mettere il digitale al centro, in maniera tale da riuscire a parlare con le persone e dargli le informazioni che gli servono. Questo non lo facciamo ancora bene in linea generale ed è per questo che siamo qui, cioè abbiamo visto questa opportunità qui. Sono molto fiero del fatto che lunedì andremo a incontrare il nostro primo cliente congiunto fra Torino e Venezia, che ha deciso di affidarci proprio il lancio di un nuovo marchio di cucine che parte dal digitale. Questo è importante perché un cliente che fino a l'altro ieri, fino a 3 mesi fa, considerava il sito internet sì, vabbè, un pezzettino delle cose da fare, parlandogli ha capito che no, in effetti devo partire da qui, non devo partire dal catalogo. Il catalogo paradossalmente è una cosa che viene dopo, perché quando le persone cercano una cucina o magari quando vanno a trovare La prima cosa che fanno è andare sì, in internet. sì. Ormai sì. I giovani sono preparati a questo cambiamento? Diciamo che hanno una formazione anche professionale? È molto complesso. Questo, il fatto di lavorare in 2 città, tra virgolette, di provincia, fra Torino e Venezia, Sì. è complicato. Da una parte ti consente di lavorare bene perché hai persone molto motivate, dall'altro è complesso perché devi fartele crescere da sole. Noi non siamo enormi ma non siamo piccolissimi, siamo comunque 65, che sono già tanti, che vuol dire che ognuno ha una competenza molto, molto precisa perché deve fare molto bene una cosa. Certo. E allora molto spesso invece quando ti capita di fare dei colloqui i ragazzi o non hanno esperienza oppure hanno fatto quello che per noi sono 3 lavori, ah sì, prima facevo questo, questo, quest'altro. Questo è un po' complesso perché non è ancora pronto un mercato di lavoro, cioè molta formazione ce la facciamo internamente. Ciò nonostante... E quindi ci potrebbe essere anche una collaborazione con, per esempio, invece l'università che Sì. manca in questo senso Sì. di una formazione specifica? Sì,
Devo dire che i corsi specifici sono venuti fuori negli ultimi anni e sono interessanti. È chiaro che i corsi specifici anche lì tengono conto dell'ambiente in cui sono, per cui essendo noi leggermente più grandi degli altri abbiamo bisogno di cose un po' più complicate. Ecco. Certo. Allora, un'ultima cosa sulla crisi, visto che stiamo vivendo un momento terribile per quanto riguarda purtroppo sia l'economia sia il mercato del lavoro. Internet, come reagisce alla crisi? Ma Internet reagisce bene alla crisi, per fortuna, sia dal nostro punto di vista, nel senso che la crisi, quando viene vista in maniera come dovrebbe essere da parte degli imprenditori, non negativa, ma comunque un momento in cui devi ripensare le cose, ripensarle in ottica Internet in questo momento è importante. Cioè renditi conto che le cose vanno ripensate, Internet ha vinto, è molto importante. Quindi per noi è un'opportunità, quindi credo che noi riusciremo a crescere. Dall'altra invece c'è anche un buon segnale, c'è un segnale gestito da statistiche che ci fornisce il Boston Consulting Group, che ha fatto un'indagine a livello italiano sulle piccole e medie imprese, ci dice che le imprese che sono attive su internet, quindi non hanno solo sito web ma magari hanno l'e-commerce oppure fanno investimenti di marketing, sono negli scorsi 3 anni cresciute dell'1,2%. Ah, quindi in controtendenza. Rispetto a quelle che hanno semplicemente un sito internet, che sono invece scese del 4,2%, e quelle che invece non hanno niente e sono ancora scese del 5,4%. Quindi sono dati che ci possono dire, bene, forse abbiamo delle cose da dire, se riusciamo a dirle un po' meglio, a parlare sia con i nostri clienti che con quelli magari all'estero, riusciamo magari a superare anche questo momento. Allora, questa è di stasera un'occasione importantissima. Fabio, di crisi voi ne avete parlato proprio in riferimento al vostro master in gestione etica d'azienda, perché l'etica è un modo per affrontare la crisi. Bene, abbiamo già parlato altre volte di questo tema. Direi un dato comunque che riguarda tutti quanti noi è anche che si spende anche molto meno volentieri informazione in questo periodo, quindi il nostro master è anche il nostro master, la nostra proposta formativa, che resta comunque una cosa abbastanza unica nel panorama italiano, ha risentito di questo tipo di situazioni. Cosa che vediamo comunque dal nostro angolo di visuale? Che tutte quelle realtà, aziende, società che sanno valorizzare fino in fondo le persone che hanno al loro interno, che le conoscono bene, che si mettono in ascolto, che sanno, come si può dire, sfrucugliare le persone, certo, proprio, capirle profondamente, alla fine sono le prime che riescono a rimbalzare e a saltare, perché è il momento della creatività, è il momento di dar spazio a tutte le potenzialità delle persone. Penso che la chiacchierata di questo caffè ci dica... Insomma, crisi deriva da Crinane, no? Decidere, e quindi ricordiamocelo ogni tanto anche per guardare in positivo. Io ringrazio moltissimo Fabio Poles, grazie anche ad Andrea Bosso e vi faccio gli auguri naturalmente per la serata di questa sera e per il futuro di questa azienda e del progetto Internet ha vinto. Grazie mille per essere stati con noi, io saluto i nostri telespettatori, ringrazio anche i tecnici che hanno reso possibile questa puntata di Chiacchiere Caffè e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao! We get it almost every night when there's